Bentornati, terza parte della nostra trasmissione, prima puntata, quinta edizione. Studio nuovo, molta novità. Allora, abbiamo detto che abbiamo dei biglietti d'ingresso, degli omaggi ingresso alle piscine Columbus di Avano Terme, che sono le piscine dove quando io nuotavo da piccolo alla Rarinantes, noi andavamo d'inverno lì perché non c'erano le piscine coperte, però c'era l'acqua calda almeno. Comunque ancora sono impianti molto validi, divertenti, giochi d'acqua, eccetera. Allora, un altro biglietto lo diamo a chi risponde a questa cosa. Voi siete sempre i nostri notai. Come si chiama il capitano della nazionale italiana di rugby? L'ultimo? L'ultimo, non so. Aspetta che mi avvicino ai ragazzi. Il penultimo, no? Vuoi dirmi l'ultimo o l'ultimo? No, alzate la mano, tu ti ritiri, subito ti ritiro tutti, come diceva. Andiamo di qua. Se faccio allarme, lui è molto, molto educato. Il tuo nome prima? Mi chiamo Matteo. Bravo. E come si chiama il capitano? Sergio Parisse. È vero? Sì. È vero? Allora bravo, vieni qua. Bene. Te lo dà Paul, guarda, te lo dà Paul. Matteo, tu come vai? Matteo Ferrucchi, come vai a scuola? Beh, abbastanza Direi bene. Ok, è stato sincero. Sei qua da solo o sei accompagnato da qualche genitore? Bene, mamma, subito Dov'è intervistata la mamma di Matteo. Tocca così, era lei. Era lei. Cioè, aveva già il microfono in mano. Aspetta, diamo tempo alla regia di arrivare sulla signora. Nome? Katia. Katia. Com'è l'impegno anche per la mamma, per i genitori, seguire i figli anche nello sport e nella scuola? Perché comunque a questa età bisogna insomma seguirli, accompagnarli, come si riesce a conciliare? Sì, diciamo che l'impegno è soprattutto per la lavatrice che deve lavare. Nel caso del rugby. Soprattutto in questo periodo. Ma ci sono lavatrici speciali, me lo sempre questo. Tra la corsa campestre. Sto chiedendo anch'io. Oppure pagate la doppia, terza tassa di tripla tassa di... No, comunque è un piacere, è uno sport meraviglioso e loro lo vivono benissimo, per cui fa piacere anche a noi. Anche perché comunque Valsugana è un bel momento conviviale anche come clubhouse, come ambiente accogliente, proprio molto familiare. Assolutamente. Qualcuna di voi lì presenti ha fatto sport o sta facendo o fa sport? Oltre a fare le mamme? Non fate sport? Non vi viene voglia di fare qualche missa? Qualche papà che fa qualche sport? Qualcuno che gioca magari nelle squadre amatoriali del Valsugana? Lui no? Sì o no? Non ti serve il microfono per dirgli no, vai a fare così. No, diciamo che io mi seguo un po'. Tieni il microfono fermo? Seguo la squadra come accompagnatore, l'Under 10 dove gioca mio figlio e poi orbito attorno al Valsugana come supporto volontario. Insomma. Sei quello che gira col bastone di quercia per tenerli buoni? O? No, diciamo non usiamo il bastone, però ci vuole un impegno. Chi è il figlio di questo signore Barbone? Vieni qua che ti diamo anche a te l'ingresso in piscina. Dai. Chissà che... Giusto. Come si chiama? Giovanni. Vai da Alessandra. Giovanni, l'hai scelto tu il rugby o hai scelto tu il papà? L'hai scelto tu. No. Hai portato anche qualche amico? O li hai trovati tutti là? Ho portato qualche amico. Bene, dai. Bene, a te allora un biglietto omaggio, va bene? Dai, ragazzi, adesso fra un po' li butteremo qua in mezzo. Bene. Concludiamo con i nostri delegati perché la nostra trasmissione è dedicata al CONI, è del CONI, quindi vogliamo sempre dare in questa prima giornata, in prima serata della nostra nuovo ciclo di trasmissioni anche ancora qualche indicazione sul ruolo. Ecco, io vorrei anche ricordare un attimo che mi organizzo anche i nomi degli altri vostri colleghi intanto perché non sono presenti ma li ricordiamo per il lavoro che fanno. Allora, per Belluno avrà molto da fare, fra poco anche quest'estate. A spallare la neve. Luciano Trevisson, facciamo un applauso al delegato CONI di Belluno. Poi restiamo in ambito sciistico, vero? Con Flaviano Buratto di Padova, già presidente, non so se è rimasto, no, ha dato il cambio, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Giovanni Ottoni di Treviso, che conosciamo da tanto tempo, e Renzo De Antonia di Venezia. Questi sono al completo. Io lancio però una provocazione a Fragorelli, non c'è nessuna donna come delegato provinciale. In giunta o la Gabriella Dorio? In giunta sì, Ma però solo anche nella provincia sono nel Sì, Veneto. credo che qui bisogna fare aspettare e fare un cambio anche generazionale, cioè nel senso
Siccome è un impegno molto importante quello di delegati, ci vuole tempo, ci vuole disponibilità, ci vuole una crescita anche del mondo dello sport, quasi tutti vengono dal mondo dello sport, quindi le donne in questo momento sono ancora un po'... Sì, nello sport fai fatica a convincerle a entrare negli organismi del CONI. Io faccio parte del Consiglio nazionale, in Consiglio nazionale ci sono su 76 membri 3 donne, tutte e 3 atleti, la Sensini, della vela, la Mion, dell'atletica, voglio dire, e gli altri sono tutti uomini, perché i presidenti di federazione vengono da una storia, devono avere disponibilità, devono avere tempo. Marco, a Rovigo come siamo messi come impiantistica sportiva? Ah, pensavo che mi chiedessi come siamo messi a donne. Donne sappiamo che avete delle bellissime ragazze, ma no, tutto il Veneto. No, ma al di là di quello io invece ne ho tante per dire a lei. Sono quasi tutte donne le fiduciarie. Ragazzi, cerchiamo di tenere i rapporti un po' più stretti con Rovigo. Quindi, impiantistica? Con l'impiantistica, allora, ci sono alcuni impianti d'eccellenza, di cui l'ultimo, e credo che sia probabilmente uno dei 3 più importanti d'Italia, un pattinodromo, dove possono essere svolte competizioni a livello internazionale. Abbiamo alcuni stadi abbastanza importanti, il Battaglini di rugby penso che sia uno stadio che ha visto partecipare le più grandi, non solo squadre italiane ma anche internazionali, perché gli All Blacks hanno giocato lì, l'Inghilterra ha giocato lì, insomma. Accanto a questo abbiamo ancora parecchie carenze, è chiaro, da un po' di tempo sull'impiantistica sportiva si fa un po' fatica ad avere un coinvolgimento degli enti, perché gli enti sappiamo che oggi, gli enti, parlo di comuni, province e regioni, perché sappiamo che gli enti oggi hanno problemi di bilancio proprio per mancati trasferimenti statali. Se non erro, Gianfranco, correggimi, quest'anno la Regione Veneto non ha stanziato fondi. Nell'impiantistica sportiva qualcuno dice non c'è neanche più forse un assessore allo sport, è una battuta, però se non ha vaccinato. Marco, dobbiamo finire perché la regia ci ha già avvisato. Allora, Stefano invece, il rapporto con gli eventi promozionali di Verona naturalmente. A Verona è una città viva, ci sono marce, corse, maratone, attività Verona, in piazza, tante attività. Ecco, ne facciamo anche noi molta di attività promozionale. Partiremo in marzo con Sport Expo che giunge quest'anno all'8ª edizione. L'anno scorso ha fatto 51.000 presenze. Il sabato e il lunedì è dedicato alle scuole elementari rispettivamente e lunedì alle scuole medie. L'anno scorso 25.000 bambini e ragazzi, quindi il 50% degli affluenti sono ragazzi delle scuole. 100.000 metri quadrati di esposizione, 40 discipline sportive presenti, la possibilità comunque anche per gli adulti, per chiunque voglia di provare, di entrare gratuitamente tutti e 3 i giorni. Il lunedì è dedicato al convegno. Quest'anno parleremo del Fair Play e novità quest'anno la piazza del CONI Scaligero, dove saranno presenti anche i comuni della provincia di Verona. Perfetto, una riunione di tutti i comuni. Assolutamente. Marco, chiusura, Vicenza, le eccellenze di Vicenza, sotto l'aspetto di squadre, società, atleti, qualcosa che i primi che ti vengono in mente, senza togliere niente a nessuno. A livello giovanile, perché io guardo soprattutto a livello giovanile, abbiamo una società sportiva di Bassano, anzi che ha vinto il campionato italiano Under 18 di pallavolo, che è la Bruno Premi, che sta lavorando in ambito addirittura nazionale. Abbiamo poi dei medagliati a livello regionale e nazionale, una per tutte Ottavia Cestonaro nell'atletica, nell'assalto esattamente, che sta dando grandissimi risultati, però faccio un passo indietro. Ottavia frequenta il liceo scientifico, coetanea di mia figlia, e so con ottimi risultati. Io non toglierei tanto, scusatemi se intervengo a quello che dico prima, non va bene a scuola, non gli faccio fare sport. No, andiamo su un telefonino, andiamo su un computer, andiamo su tutto quello che la mente non gli permette di concentrare l'obiettivo finale, perché lo sport aiuta.
Lo sport aiuta a crescere soprattutto perché ti aiuta ad arrivare a un risultato, con la fatica, con il sudore, con la voglia di mettersi in gioco. E se questo lo trasferisci anche nella scuola, cioè bisogna fargli venire la voglia, poche parole, togliere le distrazioni. Non togliamogli lo sport, Bravo. ragazzi. Facciamo un applauso ai nostri delegati. Allora, ultimo biglietto, ne ho uno solo. Tra i ragazzi potete avere aiuto dal pubblico, perché facciamo così. Il Presidente ha ricordato una grandissima campionessa, Che fa Gabriella parte della Dorio, che ha vinto che cosa? Via! Chissà chi si... non la conoscono neanche. non la Nell'84, conosco, piccoli. voi lo sapete? Ve lo ricordate? Sì. Se no me lo tengo io il biglietto. No, possiamo Ma forse partecipare una anche mano. noi. Aspetta, dai, vai Alessandra, l'ultimo, dai che chiudiamo. Chiudiamo noi. Gabriella Dorio ha vinto Scusa? nel 1984 Che a viene? Los Vieni qui Angeles, su che da me? cosa? Vieni? Prego. No. Dai, fermila. Tu, dimmi, vieni. Come ti chiami? Dai, Jacopo, cosa ha vinto? Jacopo. Niente. Io gli darei il biglietto. No, dai, no, dovete... È facile, cosa c'è ogni 4 anni? Cioè? Aspetta che fermi. Le Olimpiadi! L'hai Nome nominato tuo? lui. Alessandra. Ma ha alzato la mano lui. Oh, ne ho uno biglietto, non vale uno. L'ha detto lui Chi però. l'ha detto? Lui. Su, vieni qua. No, lui. Oh, fatti vedere, vai da Alessandra. Abbiamo finito? Come ti chiami? Davide. Non lo sapevate anche voi. Va bene, un applauso a Davide. Ciao il biglietto. Bene, allora, vediamo se abbiamo finito. Cosa ci dice la regia? Abbiamo finito tutto? Sì. Possiamo chiudere? Possiamo chiudere, Alessandra. Sì, Allora, possiamo salutare e grazie. dare appuntamento alla sera. Esatto, grazie. Ho questi nuovi occhiali che non so se sono così pratici rispetto a... Allora, però, ragazzi, grazie intanto ai genitori, gli atleti, Paul, tutti i nostri delegati, Presidente Bardelle. Avrete tante cose da fare, noi vogliamo raccontarle, tutte quelle cose belle che fate e che faremo anche insieme, perché la nostra emittente, il nostro programma seguirà anche... Vuole ricordare i Prego. giochi quelli invernali, Invernali. di Falcade, Fra 2 14, mesi. 15, 16 di marzo. Ecco, allora, la prossima settimana avremo ospite la squadra delle Fiamme Oro con gli atleti nazionali e anche atleti del centro giovanile. Quindi poi parleremo di atletica con loro e del Pala Indoor di Padova, che è questa struttura nuova che c'è. Che è stata appena inaugurata. Con un messaggio agli appassionati di sport, ecco, se volete che trattiamo qualche disciplina particolare, perché noi facciamo un programma, però suggeriteci, mandate una mail, l'indirizzo è coniveneto@gmail.com. Bene, ciao Alessandra, Ciao grazie Dario, a tutti, grazie a ciao, tutti. viva lo sport, viva il rugby, grazie alla regia, ci vediamo la prossima settimana, ciao a tutti.